Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queste catechesi sulla famiglia, oggi vorrei parlare del fidanzamento. Il fidanzamento, lo si sente nella parola, ha a che fare con la fiducia, la confidenza, la affidabilità. Confidenza con la vocazione che Dio dona, perché il matrimonio è anzitutto la scoperta di una chiamata di Dio. Certamente è una cosa bella che oggi i giovani possano scegliere di sposarsi su una base di un amore reciproco. Ma proprio la libertà del legame richiede una consapevole armonia delle decisioni, non solo una semplice intesa dell'attrazione, del sentimento, di un momento, di un tempo breve. Richiede un cammino. Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo nel quale i due sono chiamati a fare un bel lavoro sull'amore, un lavoro partecipe e condiviso che va in profondità. Ci si scopre man mano a vicenda, cioè l'uomo impara la donna, imparando questa donna, la sua fidanzata, e la donna impara l'uomo, imparando questo uomo, suo fidanzato. Non sottovalutiamo l'importanza di questo apprendimento. È un impegno bello e l'amore stesso lo richiede, perché non è soltanto una felicità spensierata, un'emozione incantata. Il racconto biblico parla dell'intera creazione come un bel lavoro dell'amore di Dio. Dio vede, così dice il libro della Genesi, Dio vede quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Soltanto alla fine Dio si riposò. Da questa immagine capiamo che l'amore di Dio che diede origine al mondo non fu una decisione estemporanea, no, fu un lavoro bello. L'amore di Dio creò le condizioni concrete di un'alleanza irrevocabile, solida, destinata a durare. L'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa, non si fa di un giorno all'altro. Non c'è il matrimonio express. Bisogna lavorare sull'amore. Bisogna camminare. L'alleanza dell'amore dell'uomo e la donna si impara, si affina. Mi permetto di dire, è un'alleanza artigianale. Fare di due vite una vita sola è anche quasi un miracolo della libertà e del cuore affidato alla fede. Dovremmo forse impegnarci di più su questo punto, perché le nostre coordinate sentimentali sono andate un po' in confusione.
Chi pretende di volere tutto e subito, poi cede anche su tutto e subito alla prima difficoltà o alla prima occasione. Non c'è speranza per la fiducia e la felicità del dono di sé, se prevale l'abitudine a consumare l'amore come una specie di integratore del benessere psicofisico. L'amore non è questo. Il fidanzamento mette a fuoco la volontà di custodire insieme qualcosa che mai dovrà essere comprato o venduto, tradito o abbandonato, per quanto alle tante possa essere l'offerta. Ma anche Dio, quando parla dell'alleanza col suo popolo, lo fa alcune volte nella Bibbia in termini di fidanzamento. Nel libro di Geremia, parlando al popolo come si era allontanato da lui, dice così nel capitolo 2: io ricordo il tempo della tua giovinezza, il tempo del tuo fidanzamento, quando il popolo era la fidanzata di Dio. E Dio ha fatto questo percorso di fidanzamento. E poi anche fa una promessa, l'abbiamo sentito lì, all'inizio dell'udienza, nel libro di Osea: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. È una larga strada che il Signore fa col suo popolo in questo cammino di fidanzamento. Alla fine Dio sposa il suo popolo in Gesù Cristo, sposa in Gesù la Chiesa. Il popolo di Dio è la sposa di Gesù. Ma quanta strada! E voi, italiani, nella vostra letteratura avete un capolavoro sul fidanzamento. È necessario che i ragazzi lo conoscano, che lo leggano. Un capolavoro dove si racconta la storia dei fidanzati che hanno subito tanto dolore, hanno fatto una strada di tante difficoltà fino ad arrivare alla fine al matrimonio. Ma non lasciate da parte questo capolavoro sul fidanzamento che la letteratura italiana ha proprio offerto a voi. Andate avanti a leggerlo e vedete la bellezza, anche la sofferenza, ma la fedeltà dei fidanzati. La Chiesa, nella sua saggezza, custodisce la distinzione tra l'essere fidanzati e l'essere sposi. Non è lo stesso, proprio in vista della delicatezza e della profondità di questa verifica. Stiamo attenti a non disprezzare a cuor leggero questo saggio insegnamento che si nutre anche dell'esperienza dell'amore coniugale felicemente vissuto. I simboli forti del corpo detengono le chiavi dell'anima. Non possiamo trattare i legami della carne con leggerezza, senza aprire qualche durevole ferita nello spirito. Certo, la cultura e la società odierna sono diventate piuttosto indifferenti alla delicatezza
e alla serietà di questo passaggio. E d'altra parte non si può dire che siano generose con i giovani che sono seriamente intenzionati a mettere su casa e mettere al mondo i figli. Anzi, spesso pongono mille ostacoli mentali e pratici. Il fidanzamento è un percorso di vita che deve maturare come la frutta. È una strada di maturazione nell'amore, fino al momento in che diventa proprio il matrimonio. I corsi prematrimoniali sono un'espressione speciale della preparazione e noi vediamo tante coppie che magari arrivano al corso un po' controvoglia. Ma questi preti ci fanno fare questo corso, ma perché? Noi sappiamo, vanno controvoglia. Ma dopo sono contente e ringraziano perché in effetti hanno trovato lì occasione, spesso l'unica, per riflettere sulla loro esperienza in termini non banali. Sì, molte coppie stanno insieme tanto tempo, magari anche nell'intimità, a volte convivendo, ma non si conoscono veramente. Sembra strano, ma l'esperienza dimostra che è così. Per questo va rivalutato il fidanzamento come tempo di conoscenza reciproca e di condivisione di un progetto. Il cammino di preparazione al matrimonio va impostato in questa prospettiva, avvalendosi anche della testimonianza semplice ma intensa di coniughi cristiani e puntando anche qui sull'essenziale la Bibbia da riscoprire insieme in maniera consapevole, la preghiera nella sua dimensione liturgica, ma anche quella preghiera domestica da vivere in famiglia, i sacramenti, la vita sacramentale, la confessione, la comunione. Il Signore viene a dimorare nei fidanzati e li prepara a accogliersi veramente l'un altro con la grazia di Cristo e la fraternità con i poveri, con i bisognosi, che provocano alla sobrietà e alla condivisione. I fidanzati che si impegnano in questo crescono ambedue. Tutto questo porta a preparare una bella celebrazione del matrimonio in modo diverso, non mondano, ma in modo cristiano. Pensiamo a queste parole di Dio che abbiamo sentito quando Lui parla al suo popolo come il fidanzato alla fidanzata. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E ogni coppia di fidanzati pensi a questo e dica uno all'altro: ti farò mia sposa, ti farò mio sposo. Aspetto quel momento. È un percorso che va lentamente avanti, ma è un percorso di maturazione. Non devono essere bruciate le tappe del cammino. La maturazione si fa così, passo a passo. Il tempo del fidanzamento può diventare davvero un tempo di iniziazione a che? Alla sorpresa,
alla sorpresa dei doni spirituali con i quali il Signore, tramite la Chiesa, arricchisce l'orizzonte della nuova famiglia che si dispone a vivere nella sua benedizione. Adesso io vi invito a pregare alla Sacra Famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe e Maria. Pregare perché la famiglia abbia questo cammino di preparazione e a pregare per i fidanzati. Preghiamo la Madonna tutti insieme, un'Ave Maria per tutti i fidanzati, perché possano capire la bellezza di questo cammino verso il matrimonio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E ai fidanzati che sono in piazza, buona strada di fidanzamento.